Carenza di medici negli ospedali del Veneto, il governatore Zaia annuncia pronta a giorni una delibera per forzare la mano e per risolvere il principale problema della sanità. Nel frattempo la Regione stanzia 1,5 milioni di euro per la libera professione d'azienda dei medici dell'ULSS 2 disponibili a lavorare ore in più. Tromba d'aria di venerdì scorso, firmata oggi dai sindaci di San Biagio, Monastiere, Zensone e Salgareda, la richiesta dello stato di calamità naturale. Intanto nei campi è corsa contro il tempo per salvare le viti. In Pontebana un altro tragico schianto, morti 2 giovani albanesi. Il sindaco di Spresiano denuncia in centro abitato auto a oltre 130 all'ora e continui passaggi con il semaforo rosso. Murales, raffigurante il vice premier leghista nei panni del diavolo, apparso in un sottopasso a Treviso, lo cancelleremo, annuncia il sindaco Conte. Da Piazza dei Signori a via Cornarotta una marcia silenziosa ed uno striscione per ricordare Mario Cercello Rega, il brigadiere dell'Arma ucciso a Roma, mantenere alta l'attenzione. Inaugurato in mattinata al Cafoncello il primo centro in Italia per il trattamento di incontinenze e stomie, ne soffre un trevigiano su 10, garantiti diagnostica, trattamenti chirurgici e riabilitazione. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano la sanità, carenza di medici negli ospedali del Veneto. La Regione a giorni emanerà una delibera che dovrebbe forzare un po' la mano per risolvere quello che al momento è il principale problema della sanità. L'annuncio questa mattina da parte del governatore Luca Zaia. Non posso annunciare nei termini della delibera, però parlerà ovviamente di medici e cercherà di dare una risposta in un momento tragico per il Paese, perché mancano 1.300 medici in Veneto e 56.000 in Italia, e cercheremo di forzare un po' il fronte con una delibera che parlerà di nuove assunzioni. Sui dettagli della delibera il governatore Zaia non si sbilancia, ma quel che è chiaro è che la Regione ha intenzione di affrontare in maniera decisa e risoluta il principale problema della sanità pubblica, la carenza dei medici. Il presidente della Regione Veneto ha affrontato la questione durante l'inaugurazione del nuovo reparto dedicato alle incontinenze all'ospedale di Treviso. La difficoltà è reale, nel senso che la richiesta di cure è sempre più di qualità, è sempre più in aumento. Dall'altro i medici fanno un lavoro eccezionale, però è pur vero che a livello nazionale, se avessimo la possibilità di avere più medici, riusciremo a dare anche più risposte. Ricordo però che l'organico dei medici degli ospedali del Veneto, dei nostri 68 ospedali, non è diminuito su 11.000 unità, è diminuito di 250 unità in questi anni. Nuove assunzioni dunque, annuncia Zaia, sollevando l'altro grande problema legato alla retribuzione dei medici del sistema pubblico, molti dei quali migrano al privato che paga di più. Questo è l'altro grande problema, nel senso che il privato ha possibilità negoziali che il pubblico non ha. Voglio anche ricordare che non è che il medico viene pagato quella cifra perché Zaia vuole quella cifra, c'è un contratto nazionale da rispettare, magari potessimo, se ci dessero l'autonomia potremmo anche farci contratti impropri. Nel frattempo a Treviso, per fronteggiare nell'immediato la carenza di personale che avrebbe messo in crisi durante l'estate diversi reparti, la Regione ha stanziato un extra budget di 1.500.000 euro per la libera professione d'azienda. La Regione Veneto ci ha autorizzato a splafonare rispetto al tetto nazionale. Quindi vuol dire che noi possiamo utilizzare più libera professione per i nostri, quindi farli fare più ore ma a pagamento, per cui noi i nostri che fanno più ore gli diamo ovviamente un quid economico per fare più ore. Una cinquantina i medici che dovrebbero aderire alla richiesta. Per andare a pieno regime ne servirebbero quasi il doppio, sottolinea il direttore generale, ricordando che nell'ULSS 2 mancano 36 camici bianchi in specialità fondamentali come ginecologia, anestesia, pediatria e ortopedia. Ed ora la tromba d'aria di venerdì scorso è stata firmata oggi dai sindaci di San Biagio, Monastiere, Zensone e Salgareda la richiesta dello stato di calamità naturale. Nelle campagne si lavora per tornare alla normalità e salvare il salvabile, negli uffici comunali altrettanto per avviare l'iter burocratico, premessa necessaria per eventuali risarcimenti a chi ha subito danni. Tromba d'aria del 2 agosto, firmata dai sindaci di San Biagio di Callalta, Salgareda, Monastiere e Zensone di Piave, la richiesta dello stato di calamità naturale da inoltrare alla Regione. Stiamo provvedendo nel formalizzare in modo ufficiale le richieste e per questo mi sono sentito anche con i sindaci di Salgareda, di Zensone di Piave, di Monastiere, proprio per
coordinare questa cosa in modo unitario. Predisposti anche gli avvisi alla cittadinanza che verranno affissi nelle bacheche comunali ma anche diffusi via social e sui siti dei comuni con le indicazioni da seguire per chi ha subito danni in seguito al passaggio della tromba d'aria che ha devastato quest'area della Marca. Invitiamo assolutamente a fare dei report fotografici e anche dei report descrittivi di quelli che possono essere stati i danni subiti. Attenderemo che la Regione ci dia istruzione per come raccogliere tutti questi materiali e poterli poi aprire le pratiche e rigirarli direttamente alla Regione per gli atti o per le procedure che saranno necessarie. E per questo invitiamo la cittadinanza proprio a tenere sotto attenzione i siti dei comuni oggetto del maltempo dove c'è stato l'evento e altri profili social dove potremmo sicuramente trasmettere le informative. Ed intanto continua nelle campagne l'incessante lavoro degli agricoltori per rialzare interi ettari di vigne che sono stati rasi al suolo. Da Zensona a Salgareda e a Ponte di Piave, dove si riferiscono queste immagini. È una corsa contro il tempo per rialzare decine e decine di filari di vite schiantati al suolo. Abbiamo avuto un danno enorme, la nostra azienda è stata colpita con la grandine per l'intera superficie e per la caduta, come potete vedere, sono 3 ettari e mezzo, quasi 4 insomma. Il lavoro degli agricoltori è incessante, a tempo di record. Dopo soli 3 giorni dalla tempesta di vento e ghiaccio, tutti si sono rimboccati le maniche per cercare di salvare le preziose vigne. Questo sono 5.000 metri, abbiamo appena finito di raddrizzarlo e adesso vediamo insomma. Questa parte invece quanto ci mette? Ci metteremo ancora un giorno e mezzo, per domani sera è in piedi. In quanti siete a lavorare? 5. La qualità delle uve è totalmente azzerata in queste vigne di Raboso a Campo Bernardo di Salgareda. Gli acini sono oramai essiccati. Poco cambia nei vitigni di Chardonnay e Prosecco. Solo una piccola percentuale di queste uve potrà essere raccolta se converrà farlo. Riusciremo, spero, a raccogliere un 10, un 15, un 5, non lo so, vediamo se converrà soprattutto raccogliere, questo è. Il pensiero è che, vista la stagione, per il prossimo anno, se i tralci andranno a maturazione, le gemme, vedremo insomma. Qualcosa ne risentiranno senz'altro anche nei prossimi anni, in termini anche di malattie che possono entrare, flavescenza dorata, mal dell'esca, tutto si somma e i conti li faremo a lungo andare. Alcuni viticoltori poi tra l'altro non sono assicurati. Sì, la viticoltura purtroppo non si assicura integralmente, questo è un errore che gli agricoltori fanno dal mio punto di vista. La nostra azienda è assicurata da sempre, praticamente dall'88 che io faccio questo lavoro. Io non posso che consigliare agli agricoltori di fare le polizze. Soprattutto di questi tempi che le stagioni stanno cambiando drasticamente. Questo è altrettanto evidente che in questo periodo il clima sta cambiando, lo vediamo tutti e questi sono i risultati. Cambiamo argomento, una camminata silenziosa da Piazza dei Signori fino al comando provinciale in via Cornarotta per commemorare il giovane carabiniere ucciso a Roma e quella in corso a Treviso. Noi ci colleghiamo quindi in diretta con i nostri inviati Lina Paronetto e Nicola Marcato. Buonasera Lina. Siete in diretta? Buonasera Marta, siamo in diretta dalla sede del comando provinciale dei Carabinieri di Treviso. Si è conclusa da pochissimo, potete vedere nelle immagini, la marcia silenziosa da Piazza dei Signori al comando di via Cornarotta per ricordare Mario Cercello Rega, il vice brigadiere dell'Arma ucciso barbaramente a Roma pochi giorni fa. La si è voluta fare a distanza di giorni proprio per non calare l'attenzione, hanno detto gli organizzatori, su questa vicenda terribile. Qui c'è Pietro Lo Priore, buonasera, organizzatore anima un po' di questa iniziativa, già comandante della stazione di Treviso. Buonasera, innanzitutto vorrei iniziare con ringraziare tutti gli intervenuti. Pensavo che fosse una cosa molto soft, invece ho visto tanta partecipazione, avrei preferito non farla. Almeno un centinaio di persone, questo rende l'idea, no? Ha detto l'Italia degli onesti che si è mossa, anche se silenziosamente. E questo è il piacere, questa è la prova che gli italiani onesti sono tanti.
anche se non si sentono, perché generalmente sente la minoranza che è disonesta e mai il cittadino onesto. Tanti presenti, cittadini comuni ma anche amministratori comunali di Treviso, il sindaco di Arcade, c'è anche una rappresentanza della polizia a significare, come c'è stato a Roma, no? Gino Balbinot, segretario regionale aggiunto del SAP, che c'è questa vicinanza. Sì, non è una vicinanza, è proprio una concomitanza con quelli che sono stati i fatti più sgradevoli degli ultimi tempi. Consideriamo che nei 60 giorni appena passati ci sono state 90 aggressioni e tra queste 90 aggressioni per fortuna solo una che ha visto un collega deceduto, le altre hanno portato dei colleghi ad avere delle grosse conseguenze, quindi credo che non sia una vicinanza dovuta, è una vicinanza proprio voluta. Noi abbiamo l'esigenza di portare avanti quella che è la sicurezza di questo Paese nel migliore dei modi. Spero che i governi da qui in poi comprendano che c'è bisogno di andare avanti. Benissimo, allora io ringrazio naturalmente chi ci ha anche atteso per questi brevi interventi e Marta, restituiamo la linea allo studio. Grazie a Lina Paronetto e a Nicola Marcato per questo collegamento. Noi proseguiamo con la cronaca, overdose di eroina, forse addirittura la temutissima eroina gialla. E questa è la causa del ricovero nella serata di sabato all'ospedale di Treviso di un trentenne arrivato all'ospedale Cafoncello in gravissime condizioni. Il giovane, che si è sentito male all'interno di un'abitazione in via Pinelli, è stato trasportato al pronto soccorso dal SUEM 118 chiamato in aiuto dalla compagna dell'uomo. Ora le forze dell'ordine sono a caccia di chi gli ha venduto la dose. E i carabinieri della stazione di Roncade, intenti a vigilare nella serata di sabato sull'intenso traffico estivo lungo la Treviso Mare, hanno arrestato un ragazzo residente a Morgano per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane, 21 anni, è stato fermato in auto in possesso di una modica dose di marijuana nascosta negli slip, insospettendo i militari che hanno deciso di approfondire il controllo. Ipotizzando che altra droga potesse essere nascosta a casa del fermato, la perquisizione è proseguita quindi nell'abitazione, dove nel garage sono stati rinvenuti altri 213 grammi di stupefacente dello stesso tipo, un bilancino di precisione ed un triciclo track illegalmente detenuto. Oggi il giovane ha patteggiato una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e 2.700 euro di multa. Ed ancora cronaca con il tragico schianto che si è verificato all'alba di ieri in Pontebana, ha costato la vita a 2 cittadini albanesi. Un nuovo drammatico incidente in un luogo in cui lo scorso luglio morì una coppia di cinesi. Vediamo. L'eccessiva velocità, le cinture di sicurezza slacciate, ci sarebbero questi 2 fattori all'origine dell'ennesimo tragico incidente in Pontebana all'altezza del cantiere della Pedemontana in territorio di Spresiano, costato la vita a un 24enne e a un 36enne albanesi, Dorian Miftarai, in Italia con un permesso turistico, e Ruzzi Carreci, operaio metalmeccanico. Un nuovo pesantissimo incidente sulla statale 13 dopo quello che lo scorso 22 luglio era costato la vita a una coppia di cittadini cinesi residenti a Verona e aveva causato il ferimento di altri 2 connazionali. Il sinistro di ieri si è verificato poco prima delle 6 del mattino. I 2, superato Castrette, hanno proceduto verso Spresiano ad alta velocità, schiantandosi malgrado un disperato tentativo di sterzata contro le barriere in cemento che delimitano il cantiere della superstrada. Un primo impatto, i 2 occupanti dell'auto che vengono sbalzati fuori dall'abitacolo morendo sul colpo, poi la macchina che termina la sua corsa nel fossato a bordo strada. All'equipaggio dell'ambulanza del SUEM giunta sul posto non è rimasto che confermare la morte dei 2 giovani, intervenuti anche vigili del fuoco e polizia stradale per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Pontebana, strada che si conferma pericolosa per i comportamenti di chi vi transita, come testimoniano i dati che ci ha fornito il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. Sentiamo. C'erano dei veicoli che entravano o uscivano da Spresiano ben oltre i 130 km all'ora, più di 10 veicoli al giorno.
Alta velocità in Pontebana, una piaga inarrestabile che anche nel fine settimana ha mietuto delle vittime. Il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, cita dati della provincia del 2016, ma a distanza di 3 anni ben poco è cambiato, anche perché sulla statale 13 il comune aveva chiesto di poter installare un autovelox fisso per spingere gli automobilisti a sollevare il piede dall'acceleratore, ma invano il via libera non è mai arrivato e lo aveva fatto di fronte a numeri impressionanti. Avevamo su circa 8-9 mila passaggi sia verso Ponte Priula che verso Spresiano, avevamo circa un 6,50% di veicoli che non rispettavano i limiti. Avevamo oltre 600 veicoli al giorno che non erano in regola, ecco, con i limiti, che non rispettavano i limiti di velocità. La cronaca delle ultime ore dimostra che il problema è quanto mai attuale. Anche i dati forniti dal T-Red installato al semaforo di Visnadello, sempre sulla Pontebana, testimoniano dell'assoluta noncuranza delle regole del codice della strada da parte degli automobilisti che transitano sulla statale, anche se in pieno centro abitato. Ogni giorno 8-10 persone passano con il rosso pieno. Quanto a Spresiano, il sindaco intende tornare alla carica. Siamo a richiedere ancora il posizionamento di questo autovelox fisso che sicuramente ridurrebbe di molto queste velocità. Un murales raffigurante Matteo Salvini è apparso nelle scorse ore in un sottopasso a Treviso in Grestera, scatenando la polemica tra sostenitori e detrattori del Ministro dell'Interno. 2 vistosi e diabolici corni rossi sulla testa, nella mano invece un rosario con il crocifisso avvicinato alla bocca nell'atto di baciarlo. Così è stato raffigurato il Ministro dell'Interno Matteo Salvini in un murales apparso, sembra tra sabato e domenica, nella galleria del sottopasso pedonale di Ponte della Gobba, lungo il Sile a Treviso. L'opera, il cui autore rimane al momento sconosciuto, non è passata inosservata, soprattutto sui social. Sulla pagina Facebook La Bella Treviso, ad esempio, qualcuno ha pubblicato la foto, scatenando in poche ore una polemica tanto vivace quanto incontrollata, al punto che il post è stato poi rimosso dagli amministratori. Da una parte chi apprezza intento satirico ed esecuzione artistica, dall'altra invece chi respinge l'attacco a Salvini o lo considera semplicemente un atto vandalico. In buona compagnia, c'è da dire, i muri del sottopasso sono già lavagna per i writers e non da ieri, ma in questo caso il bersaglio preso di mira è il Ministro dell'Interno e il murales ha di fatto le ore contate. Chiaro a proposito il commento del sindaco Mario Conte: non è arte ma provocazione e per questo lo farò togliere. Salvini amato e odiato, in grado di polarizzare lo scontro come pochi, capitano sovranista o Satana con rosario in mano, icona dello scontro politico moderno, su di lui striscioni, scritte e murales, tutti della vita breve. Come nel novembre scorso, quando il suo volto apparve così su una rotatoria di Castelfranco, cancellato dopo poche ore. Questo Salvini è in bianco e nero, ma di rosso fuoco sono le corna ed il crocifisso, provocatoriamente accostati dallo sconosciuto autore. Alcuni hanno avanzato un legame con gli altri murales dipinti poco più avanti lungo la Restera, nel corso del recente Festival Antropica, ma l'ipotesi è stata smentita. Piuttosto, questo murales sembra richiamare quello apparso l'anno scorso a Roma, a pochi passi da Montecitorio, con il bacio tra Salvini e Di Maio, irriverente allegoria del contratto di governo che i due stavano scrivendo assieme. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare di sanità perché questa mattina è stato inaugurato all'ospedale Cafoncello di Treviso il primo centro in Italia ad alta specializzazione per la cura di persone incontinenti e stomizzate. È il primo centro in Italia dedicato alla cura delle incontinenze e stomie, quello inaugurato all'ospedale Cafoncello di Treviso, e rappresenta per l'ULSS 2 il completamento di una rete volta alla presa in carico globale delle persone affette da queste patologie. L'incontinenza è un problema sociale serio che interessa una enorme
parte della popolazione, circa il 10% della popolazione tra i 20 e gli 80 anni, e solo in Veneto più di 500.000 persone tra uomini e donne sono affetti da questa patologia. Patologie spesso vissute con grande imbarazzo e vergogna e che oltre alle problematiche cliniche spesso portano all'isolamento, alla paura anche solo ad uscire di casa, ad andare al lavoro, compromettendo la qualità della vita di chi ne soffre. Fino ad ora non c'era un centro specializzato per la cura delle incontinenze, ora i pazienti potranno avvalersi di un centro ad alta specializzazione che li seguirà per tutto l'iter della cura. Il paziente che arriva nel centro non si muove più, quindi non è che viene mandato in un altro ospedale, in un altro dipartimento, in un'altra divisione, arriva nel centro e qui dall'inizio alla fine svolge tutto il suo percorso di cura. Visite da parte di tutti gli specialisti coinvolti a seconda della problematica, accertamenti diagnostici, la presa in carico della persona sarà ora completa. Alla fine il team si riunisce e in maniera complessiva e multidisciplinare decide il trattamento che può essere riabilitativo, ginnastica, fisioterapia, oppure può essere chirurgico. Il trattamento chirurgico oggi è altamente efficace, con una possibilità di risoluzione delle cure fino al 90% dei casi. Ed ora le notizie da Belluno e provincia. Barricate contro l'ANAS che domani prenderà possesso dei terreni per realizzare una variante sulla 51 di Alemagna in vista dei mondiali di Cortina. Ad annunciare la protesta clamorosa Giovanni Battista Protti, proprietario dei terreni, dove ancora sorgono i resti della chiesetta di Faè di Longarone spazzata dalla furia del Vajont. Non consentirò l'accesso a nessuno per le prese in possesso ai fini dell'esproprio per l'allargamento della strada statale 51 di Alemagna. Questi sono, vede, gli unici ruderi che testimoniano il passaggio del disastro del Vajont. Si è autodenunciato alla Procura della Repubblica di Belluno e non intende arretrare di un passo per tutelare in ogni modo possibile quel fazzoletto di terra che custodisce da 56 anni uno degli ultimi siti che racchiudono la memoria della tragedia del Vajont. Lì, a Faè di Longarone, Giovanni Battista Protti è pronto a fare le barricate per impedire ad ANAS di prendere possesso dei terreni espropriati per realizzare una variante alla statale 51 in vista dei mondiali di sci Cortina 2021. Io sono figlio di superstiti, la mia famiglia come tale ha voluto mantenere questi ruderi che non sono mai stati né abbattuti né ricostruiti. Della chiesetta di Faè l'onda del Vajont ha risparmiato il sagrato ancora integro e nelle cui vicinanze è stata costruita una nuova chiesetta. Assieme alla chiesetta di Pirago quello è un luogo da preservare, non da violentare ancora una volta, dice l'avvocato Protti, originario di Longarone, che da anni vive e svolge la sua professione a Padova. Sono disponibilissimo a prendere in considerazione altre parti della nostra proprietà che potrebbero essere interessate da questo, ma non sicuramente passare sui ruderi. Nella sua battaglia Protti è appoggiato dall'Associazione dei superstiti del Vajont. Inutili gli appelli rivolti al sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Io al sindaco Padrin ho scritto circa 6 volte, 4-5 volte, nell'ultimo anno e mezzo. Mai ho ricevuto una risposta, una telefonata, una presa di posizione. La protesta sarà clamorosa, anche a costo di un'azione penale. Se incorro in delle violazioni di precetti penali, ho già sollecitato il procuratore della Repubblica ad esercitare l'azione penale contro me. La chiesetta e i suoi resti, di cui appunto abbiamo parlato nel servizio appena andato in onda, non sono interessati da procedura espropriativa. Lo comunica in una nota l'ANAS, che sottolinea come sull'intervento a Longarone i lavori verranno eseguiti dall'ANAS in qualità di stazione appaltante. Si evidenzia in primo luogo che la procedura espropriativa propedeutica al piano di interventi non interessa i resti della vecchia casa ubicata al confine con la statale 51 di Alemagna e di proprietà dell'avvocato Protti, e l'integrità dell'immobile non sarà compromessa dalle attività lavorative previste. Inoltre, come è stato già rappresentato da ANAS con comunicazione del novembre 17 indirizzata allo stesso avvocato Protti, prosegue la nota, l'accesso alle aree di sua proprietà sarà mantenuto e migliorato in modo da assicurarne sia l'utilizzo che la coltivabilità.
La cronaca ora dal Bellunese, è allerta maltempo anche per la giornata di domani. Intanto nel pomeriggio un rapido quanto violento temporale ha causato problemi tra Fortogna di Longarone e Ponte nelle Alpi. In particolare sopra l'abitato di Fortogna la caduta di un fulmine ha innescato un incendio che ha impegnato i vigili del fuoco per un paio d'ore. A Ponte nelle Alpi i chicchi di grandine hanno causato danni a orti e automobili. Intanto il mondo del volontariato è sceso in campo a Villaga di Feltre per il ripristino di uno dei luoghi più martoriati dalla tempesta Vaia. Era proprio un girone dantesco qua, con abeti sradicati, pioggia che veniva giù, l'acqua lungo la valle dove siamo adesso che correva, una serata che fa venire il groppo allo stomaco. L'incubo di Vaia è ancora vivo nei racconti di chi come Valerio Giusti quella maledetta sera del 30 ottobre si è visto la morte in faccia. Oggi il panorama da Villaga di Feltre mostra i tetti delle case rimessi a nuovo, ma ancora operai al lavoro. Silente ma costante l'impegno dei volontari. Il campo organizzato da Lega Ambiente, che con il Comune, il CAI e il Consorzio Costa Lunga Valgranda è in corso da una settimana, già può raccontare un lavoro importante attraverso l'esperienza di chi si sta prodigando, arrivando anche da lontano. Mi piaceva l'idea di poter essere utile e dare un contributo per un territorio che comunque fa parte della mia regione, quindi del Veneto, e sono venuta qui e ho trovato più di quello che avrei mai pensato. Questo è stato certamente uno dei luoghi più colpiti dalla tempesta a livello d'ambito cittadino. Feltre è senza dubbio il territorio che ha pagato di più. Noi avevamo fatto una prima stima all'inizio tra patrimonio pubblico, attività produttivi, siamo oltre 20 milioni, però probabilmente questa stima qua è destinata a essere rivista e rialza, perché basta vedere anche la gestione della montagna, cioè si fa fatica a quantificare il danno, che non è un mero danno solo di perdita di esemplari di alberi, ma anche un perdita di biodiversità, di paesaggio, quindi una serie di indicatori che spesso non sono tangibili. Al campo di Lega Ambiente tanti giovani che hanno mostrato sacrificio e abnegazione. Giovani veramente che danno speranza anche a questo nostro mondo che sembra che sia tutto sulle spalle di vecchi, invece sono di giovani bravi davanti. Essere intervenuta in una situazione per ristabilire un equilibrio per un evento del genere a me premeva tanto, per il fatto di non rimanere solo a casa a lamentarmi, ma a mettermi in gioco. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, arrivederci. Bardin Garden Store. Lo Zoo Garden di Treviso vi aspetta tutti i giorni, compresa la domenica, a Lancenigo di Villorba. Bentrovati al meteo. Nuovi temporali in arrivo sul nostro territorio, la pressione cede lievemente favorendo così il transito di un impulso instabile. Ecco il dettaglio di martedì 6 agosto. Sulla Veneto avremo un ampio soleggiamento, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso al mattino, poi più nubi sulle Alpi con l'arrivo anche di qualche rovescio che potrà via via bagnare entro sera anche il resto della nostra regione. Temperature stazionarie in linea con la media del periodo, minime tra 15 e 22 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 32 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Bel tempo con condizioni stabili, tanto sole su tutti i settori. Anche in questo caso dal pomeriggio avremo qualche acquazzone sui rilievi e invece sarà più asciutto sulle aree costiere. Temperature invariate con minime tra 18 e 23 gradi, massime comprese invece tra 29 e 30 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove avremo un tempo asciutto al mattino, poi temporali a carattere sparso possibili un po' su tutta la regione. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, le massime invece risulteranno essere comprese tra 31 e 32 gradi. Dal meteo per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Bardin Garden Store. Lo Zoo Garden di Treviso vi aspetta tutti i giorni, compresa la domenica, a Lancenigo di Villorba.